Claudio Dalprà, ho iniziato a nuotare nei canali di Venezia, io sono del 39, quindi diciamo dopo la guerra, allora piscine ce n'era una vicino a casa mia, io abitavo tra l'Accademia e la Salute e l'unica piscina che era la vecchia Passoni, gestita dalla Società Veneziana Nuoto. Ovviamente chi andava in piscina doveva pagare un biglietto, quindi in piscina prima di una certa età non si andava per i canali interni e il canale della Giudecca. Ovviamente mia mamma mi ha insegnato a nuotare appena avevo 7-8 anni, perché andavo in giro a giocare, a pescare, per cui il modo di insegnare quella volta era con una corda, ti trascinava, tu cercavi di nuotare a gatto, a ranetta, quello che vedevi, eccetera, o con la tavola da lavare, era la tavoletta, e un po' alla volta si è imparato a nuotare. Prima di partire, di andare a fare attività sportiva, sono passati diversi anni, anche perché avvicinarsi al nuoto c'era solo questa piscina vicino a casa mia, che era la vecchia Passoni, che ovviamente d'estate, se volevi vedere cosa succedeva, noi alla sera, quando c'era manifestazione, ci arrampicavamo su un muretto all'esterno e da là vedevamo mezza piscina e vedevamo mezze partite, mezze gare. Come sono entrato a far parte del gruppo obiettivamente non mi ricordo, presumo che abbiano fatto qualche selezione, mi ricordo che ho cominciato, ero più adatto a fare la rana rispetto allo stile, a quell'epoca i due stili rana e farfalla erano separati dal dorso stile libero. Chi nuotava stile libero e dorso non nuotava farfalla e a rana, perché rovinavi lo stile. La rana poi era un movimento molto dolce, non a strappi come sono i tempi moderni, per cui facevi solo quello. Io ero più adatto evidentemente a fare la rana e successivamente mi hanno impostato a farfalla. Il mio allenatore inizialmente era Nanne De Pità e verso i 14-15 anni mi ha sempre seguito lui. Andando avanti con l'età, verso i 15-16 anni da ragazzo passavi allievo, allora sono passato da un allenatore a un altro, cioè prima ero con Nanne De Pità, sempre dentro la Veneziana Nuoto, ma poi sono passato con Mario Polito, che era un po' più severo, un po' più brusco, mentre Nanne De Pità era molto più dolce, però ci faceva lavorare sicuramente di più. Quindi diciamo che verso quando ero allievo, a 15-16 anni, la mia gara era i 50 farfalla e successivamente i 100 farfalla. Però io non ero molto velocista, ero più un passista veloce, per cui mi sono trovato meglio successivamente quando avevo 17 anni, che passando juniores potevo fare i 200, difatti le mie prestazioni migliori sono state quando sono passato sui 200 farfalla. In realtà, siccome noi a quell'epoca piscine coperte non esistevano a Venezia, allora l'attività era imperniata molto rapida. Nel senso, dipendeva dalla stagione, dovevi iniziare i primi di giugno, se ti andava bene, forse qualche volta a maggio, a fine maggio, se no magari, però dovevi andare in forma per la fine di giugno, perché in luglio cominciavano tutte le attività sportive. Chiaramente dovevi andare in forma rapidamente e in genere in luglio c'erano tutte le fasi regionali. Allora nella regione c'era pochi, c'era il Patavium, aveva qualcosa, Vicenza non era ancora nata, Verona c'era qualcosa, c'era sì sicuramente qualcosa a Verona, loro avevano una piscina Lido molto grande, quindi avevano già una struttura.
Poi parleremo casomai della pallanuoto. Comunque in questa fase iniziale del nuoto eravamo sempre qua attorno che ci giravamo. Una volta che superavi la fase eliminatoria avevamo Trieste con cui confrontarci. Qualche volta c'era anche Mantova, ma comunque si girava attorno sempre a queste squadre qua. Poi se si era bravi come società, sto parlando, non tanto come individuale, c'era la fase interregionale e allora passavi oltre. Però col nuoto non è che mi ricordi che avessimo fatto chissà che cosa, però alle volte mi ricordo che c'era il Chiavari Nuoto che veniva, quindi c'erano delle società di Genova, comunque sempre qua in Alta Italia. Che dire, che a un certo momento della mia attività sportiva sono arrivati a 17 anni che ho fatto il mio periodo come atleta di nuoto, nel senso che sono andati i campionati italiani, mi ricordo da solo, anzi aspetta, ritorno un attimo indietro, cioè quando eravamo allievi avevamo una bella squadretta come staffetta mista. C'era un ragazzo, Dominicic, che era uno dei tanti purtroppo che era venuto via dalla zona jugoslava, Trieste, Venezia Giulia, che poi è andato in America, che faceva il dorso. C'era un ranista che si chiamava Rampin, che faceva la rana, c'ero io che facevo la farfalla e De Simone che faceva lo stile. Era una squadra, una staffetta mista discreta, difatti andammo ai campionati di categoria a Terni, mi ricordo, che allora mi ricordo anche che vinse sui 100 stile libero un ragazzo dell'Arinantes Ferrovieri, Perondini, sui 100 stile libero. E noi facevamo la nostra gara, andammo in finale, io mi ricordo andai in finale o col nono tempo forse sulla staffetta e sulla gara individuale di 100 farfalla. L'anno successivo che sono passato appunto a juniores facevo i 200 farfalla e là mi trovavo meglio perché come dicevo ero piuttosto un passista veloce piuttosto che uno scattista. E allora là ho avuto la soddisfazione di andare ai campionati italiani di categoria, sono arrivato terzo, sono andato sul podio finalmente una volta, con Tumpek, un ungherese, il Delfino, e se non facevi una preparazione specifica col Delfino, con la farfalla ormai eri fregato, era troppo lenta la farfalla rispetto al Delfino, difatti è stata soppiantata. Il Delfino, intanto bisognava essere impostato un po' a stile libero perché il Delfino un po' deriva anche dallo stile libero. In quel tempo poi c'era la divisione rana e stile libero, erano due cose separate, quindi se non era una piscina coperta e ti dedicavi a modificare tutto quello che era tutta la tua preparazione era fottuto. Per cui dopo i 17 anni praticamente la mia carriera nuotatoria è finita, anche perché è successo che famoso, l'avrete sentito ormai nominare un po' da tutti, Giorgio Salvadori, ha creato questa nuova società Messina Nuoto a Mestre. Allora, qua Giorgio Salvadori era un furbacchione nel senso che io non avrei mai avuto il benestare della mia società sportiva di passare a Mestre. Lui cosa sapeva? Sapeva che c'era un modo di operare della segreteria della Società Veneziana Nuoto che era questo, cioè praticamente il segretario quando era inverno non andava mai a ritirare la posta. Allora, con un escamotage cosa ha fatto? Mi ha fatto fare la richiesta di nulla osta e se la società sportiva precedente non mi avesse dato il benestare entro un mese, io avevo la facoltà, il mese successivo, 15 giorni, di fare domanda a un'altra società. E così è successo. Quindi dopo è venuto fuori un pandemonio. Comunque ormai era fatta, io sono passato a Mestre e ho cominciato l'attività di pallanuoto, però io quando nuotavo praticamente pallanuoto non la conoscevo, conoscevo poco, sì, giochicchiavo così, proprio giocavo.
Allora là, tornando a Mestre, noi avevamo la piscina, dovevamo andare alla Renates Ferrovieri a fare gli allenamenti e sotto la cura di Renato De San Giovanni, un po' alla volta ho imparato, giocavo in porta. E quando ero ragazzo, la costruzione di questa nuova società, io ero il più giovane, chiaramente per me è stata un'esperienza nuova con tutte queste persone anziane, cioè c'era Renato che veniva De San Giovanni che veniva dalle Olimpiadi, Ottolin che era molto bravo, sicuramente era un bel atleta. Dopo c'era Guido De San Giovanni che era il fratello di Renato che giocava in difesa, che purtroppo non aveva tempo da allenarsi, quindi si attaccava sempre agli avversari. Poi c'era Emilio Raffaele, che lui nuotava e si arrangiava un po'. Poi avevamo Paolo Perazzolo, che era un altro atleta del nuoto molto importante, però come pallanuoto anche lui era un po' un disastro. Anche Giorgio Salvadori era un bel atleta del nuoto, ma come pallanuoto purtroppo era quello che c'era. E invece avevamo davanti Renato De San Giovanni e Ottolin che davano, quando poteva veniva a Tiozzo, che allora lui si arrangiava abbastanza, però anche lui aveva un'attività estiva importante a Venezia, per cui anche lui non è che avesse molto tempo. Comunque i primi 2 anni abbiamo fatto questa attività a Venezia, ci incontravamo solo con la veneziana che però regolarmente abbiamo sempre battuto. E poi andavamo sui gradi superiori e là i primi 2 anni non ci è andata molto bene perché non avevamo una grossa squadra. Abbiamo acquisito 2 ragazzi che erano militari alla caserma Mater. Uno era un tenente medico che si chiamava Lanzafame Salvatore, soprannominato dottore in Topolino perché leggeva sempre Topolini, e un altro Pagan che veniva da Genova. Là a Genova tutti un po' si arrangiano con la pallanuoto, quindi sapeva arrangiarsi anche se non era un grosso nuotatore. Però, e con questi 2 abbiamo costruito una squadra abbastanza importante, per cui siamo riusciti a dare, credo al terzo anno, credo di sì, alle finali di Civitavecchia. Alle finali di Civitavecchia siamo arrivati secondi e abbiamo ottenuto la possibilità di fare lo spareggio, se non ricordo male, col CUS Napoli, che era l'ultima squadra della Serie B. E mi sembra di ricordare che ci siamo incontrati a Milano, abbiamo vinto, in quel momento eravamo anche senza De San Giovanni perché quando eravamo stati a Civitavecchia avevo avuto un attacco di appendicite e comunque siamo andati su e siamo riusciti a batterla e siamo andati in Serie B per la prima volta.